Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. La festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è celebrata anche a Catania, nella chiesa di San Nicolò l'Arena. La corona d'alloro benedetta dall'arcivescovo Renna. Ancora a Catania, rassegnati i conducenti degli autobus dopo la nuova aggressione ieri al Fortino. Sono troppi, lamentano gli automobilisti violenti e indisciplinati. La prefetta Librizia al TG Sicilia: dobbiamo lavorare tutti per rendere i quartieri più sicuri. Misterioso omicidio nella notte a Palermo, ucciso a colpi d'arma da fuoco in pieno centro un uomo di origine algerina. Caporalato a Ragusa, scoperti 20 stranieri che coltivavano le serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi. Denunciato il proprietario per sfruttamento della manodopera. Temperature in discesa e prima neve sull'Etna, ma il tempo è previsto stabile almeno fino a giovedì. Gratis in questo weekend musei e parchi archeologici in Sicilia, che si conferma anche così per visitatori e turisti l'isola delle meraviglie. Andremo tra poco alla scoperta dei mosaici della villa romana del Tellaro a Noto. Paesaggi che colpiscono l'anima. Li espone a Palazzo della Cultura di Catania un giovane e talentuoso artista down, Dario Pinizzotto. Calcio, impegni importanti per le siciliane in B. Palermo oggi a Genova con la Samp. Domani in C il Catania vuole proseguire la marcia a Potenza. Esame interno per il Benevento con il Benevento per il Messina. Bentrovati a Catania. La festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate è celebrata con una sentita cerimonia con la deposizione della corona d'alloro nella chiesa di San Nicolò l'Arena, benedetta dall'arcivescovo Monsignor Renna. Simona Mazzone. Le note del silenzio che scandiscono la storia delle forze armate nella giornata in cui la festa dell'Unità d'Italia assume un significato profondo, un sapore più autentico, quando non troppo lontano da noi si respirano venti di guerra. Il pensiero del prefetto di Catania è proprio rivolto ai popoli che stanno subendo un martirio. Purtroppo abbiamo venti di guerra che in questo momento i media riportano con fuga di bambini, con fughe di anziani, quindi immagini che non avremmo voluto rivedere. Quindi in questo momento ribadire i principi di pace, di giustizia, di libertà diventa fondamentale. La deposizione della corona d'alloro nella chiesa di San Nicolò l'Arena di Piazza Dante, la benedizione affidata all'arcivescovo Renna, il saluto a nome della città da parte dell'assessore Parisi, l'applauso dei presenti, tutte le forze di polizia chiuse in un momento di preghiera per i nostri caduti in guerra. Ieri come oggi, dove sui territori dei conflitti resta ferma la vocazione dell'Italia alla pace, come ha ricordato lo stesso presidente Mattarella oggi a Cagliari. Ma occorre ringraziare tutti, ha aggiunto il prefetto, per il lavoro svolto nel quotidiano. Celebriamo la festa delle forze armate, a cui dobbiamo gratitudine e apprezzamento per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo anche in tutto il mondo, dove evidentemente svolgono un'attività importante, ma per quello che fanno anche quando ci sono le calamità naturali. Lo abbiamo visto in occasione degli eventi alluvionali in cui i militari sono stati a fianco dei sindaci. In un percorso già avviato dal prefetto nella sua manifestata volontà di un avvicinamento alle istituzioni locali, le celebrazioni sono proseguite a Bronte. Restiamo a Catania, sempre più frequenti le aggressioni ai conducenti dei bus urbani. L'ultima ieri nella zona del Fortino, gli autisti rassegnati, troppi automobilisti violenti e indisciplinati. E la prefetta Librizia al TG Sicilia dice: dobbiamo lavorare tutti per rendere i quartieri più sicuri. Luca Ciliberti. Perché secondo lei aggrediscono i conducenti degli autobus? Che c'entra? Ma guardi, purtroppo c'è molta indisciplina del codice stradale e spesso le aggressioni succedono perché ci sono dei diverbi tra i conducenti e coloro che guidano in città.
Ancora un'aggressione a Catania, questa volta in via Aurora, nella zona che i catanesi conoscono come il Fortino. La vittima è ancora una volta un autista di bus del servizio pubblico. Frequentemente stanno succedendo delle aggressioni che purtroppo sono abbastanza pesanti. Questa volta la causa dell'aggressione sarebbe stata una mancata precedenza con uno scooterista che ha affiancato il bus e poi ha sferrato un pugno all'autista. Altre volte la scusa che giustifica la violenza è una mancata fermata, il vandalismo o semplicemente l'atteggiamento inquietante di chi pensa di potersi imporre con la violenza e con le minacce. I colpi di pistola in aria nel parcheggio scambiatore di Inesima sono solo l'ultima di queste follie metropolitane. Il nostro è un territorio particolare, quindi è imprevedibile da poter, essere presente al momento in cui succedono le cose. Ci sono delle zone più a rischio rispetto ad altre? Direi che le periferie sono magari c'è meno controllo. Bisogna lavorare anche per rendere i quartieri più sicuri, più abitabili e regolamentare meglio la gestione delle piazze. A Catania girano circa 110 autobus per turno, complessivamente più di 300, le telecamere a bordo e un servizio di sicurezza interna, spesso da parte dello stesso personale di AMTS in borghese, dovrebbero servire a rendere più sicuri conducenti e passeggeri che restano vittime di esagitati e violenti di ogni genere. L'ultimo è stato individuato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Resterà a piede libero in attesa del processo. Certo, bisognerà fare qualcosa, non ci si può rassegnare a una situazione di questo genere. Andiamo a Palermo, misterioso omicidio nella notte, ucciso un cuoco che lavorava in un ristorante nella zona del porto, è stato freddato da 3 colpi di pistola dopo aver terminato il turno di lavoro e secondo le prime testimonianze l'assassino sarebbe fuggito a piedi dal luogo dell'agguato con un complice che lo attendeva. A Marco Gullà. A Palermo si torna a sparare e ad uccidere. Omicidio nella notte, la vittima è un uomo algerino di 41 anni. Lo hanno freddato poco prima dell'1 a colpi di pistola in via Roma. L'uomo stava camminando a piedi sul marciapiede all'altezza delle poste centrali dopo aver terminato il suo turno di lavoro in un ristorante zona Porto. Qualcuno ha raggiunto l'algerino e ha esploso almeno 3 colpi, probabilmente con una calibro 9. Non è chiaro se l'assassino l'abbia seguito a piedi o se sia arrivato a bordo di un mezzo a lanciare l'allarme. Alcuni passanti che, vedendo l'uomo riverso per terra, hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate 4 volanti dei carabinieri che hanno recintato la strada e interdetto il passaggio per i rilievi. Sull'omicidio le indagini continuano. In zona sono presenti diverse telecamere, qualcuna potrebbe aver ripreso la scena dell'assassino che arriva, fa fuoco e poi scappa. La vittima, che da tempo abitava a Palermo, lavorava in un locale in base. Alle prime informazioni stava tornando a casa nel centro storico dopo aver terminato il suo turno. Saranno ascoltati i colleghi e gli amici per capire se l'uomo aveva recentemente ricevuto minacce. Il 41enne comunque era incensurato. Sul corpo dell'algerino verrà eseguita l'autopsia. A Marsala la polizia ha arrestato un uomo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dall'uso di un coltello. Altre persone sono state denunciate per rissa aggravata. A fronteggiarsi in maniera furibonda il 20 ottobre scorso erano stati 2 gruppi familiari. L'arrestato durante la rissa aveva ferito al collo un rivale. Ancora lavoratori irregolari nei campi delle aziende ragusane, donne e uomini vittime di caporali e imprenditori che ignorano le regole. Veronica Barbarino. Ancora lavoratori irregolari nei campi di aziende ragusane, donne e uomini vittime di caporali e imprenditori. Sono stati scoperti 20 stranieri che lavoravano nelle serre senza dispositivi di sicurezza né igiene negli alloggi. Denunciato il proprietario per sfruttamento della manodopera, un fenomeno purtroppo radicato che colpisce soprattutto persone non comunitarie. I lavoratori stranieri, soprattutto extracomunitari, hanno una loro vulnerabilità che è data proprio dalla condizione giuridica del loro status. In Italia è proprio fragile la questione di cittadinanza e soprattutto del mantenimento del permesso di soggiorno, che pone questi lavoratori in una condizione di ricattabilità, per cui costretti ad accettare qualsiasi forma di lavoro e quindi di sfruttamento. Per contrastare il fenomeno, la CGIL Ragusa porta avanti un lavoro di emersione grazie a una rete di associazioni di volontariato, mediatori culturali capaci di intercettare situazioni a rischio e così raggiungere i luoghi di lavoro, campagne e contrade.
Un sindacato di strada che consente di far emergere condizioni di sfruttamento e lavoro nero per poi denunciare le anomalie agli organi competenti. Tramite queste segnalazioni le forze dell'ordine intervengono in maniera mirata, come è successo negli ultimi giorni in un'azienda agricola del Ragusano, per garantire pari dignità lavorativa e tutelare le aziende presenti sul territorio che operano in osservanza ai dettami della vigente normativa di settore. È arrivata la prima neve sull'Etna. Il vulcano appare sempre più spettacolare mentre le temperature, eccolo qua, scendono di qualche grado le temperature. La cima del vulcano da stamattina appare in questo modo, imbiancata quasi a testimoniare la volontà di dire che la lunga estate siciliana potrebbe avere i giorni contati. In realtà, secondo le previsioni, l'isola non appare interessata al maltempo, almeno fino a giovedì prossimo. Il sole dunque continuerà a splendere con temperature intorno ai 25 gradi. Vedremo fino a quando la neve resisterà sull'Etna. Passiamo ad altro, stalking. I carabinieri hanno arrestato all'aeroporto di Fontanarossa un pregiudicato di Pozzallo per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. La donna aveva sporto denuncia dopo aver subito numerose aggressioni e minacce da parte di quest'uomo. E sempre a Catania la polizia ha arrestato un'altra persona, un uomo, che si era appostato davanti a casa dell'ex moglie, che aveva in precedenza minacciato e perseguitato. A tradirlo la segnalazione del braccialetto elettronico che era obbligato a indossare e la successiva telefonata della donna alla 112. In questo primo fine settimana di novembre visite gratuite in tutti i siti e musei siciliani. Andiamo allora alla scoperta della Villa Romana del Tellaro a Noto con Francesco Aloi. Il primo weekend del mese è dedicato alla storia, nessun biglietto e tanta voglia di visitare nuovi posti. Siamo qui con amici che vengono dalla Toscana e approfittiamo per farle visitare qualcosa che non conoscevano. Visto la bella giornata abbiamo deciso di fare una scappata anche in questo sito. Da Palermo a Catania, da Agrigento a Siracusa, noi siamo andati tra gli ulivi delle campagne netine. Vi portiamo alla scoperta della Villa Romana del Tellaro. Venuta alla luce 50 anni fa durante alcuni scavi illegali, i resti si trovano sotto una masseria del XVIII secolo. La parte principale, quella che più piace ai visitatori, è questa. Qui ci sono i mosaici policromi datati IV secolo d.C., decorazioni che rappresentano diverse scene. Questi sono tipici momenti di caccia. Qui invece è raffigurata la pesatura del corpo di Ettore. In questa stanza si pigiava l'uva per poi metterla a fermentare qui. Il lavoro di esplorazione è durato 20 anni, periodo che ha permesso agli studiosi di portare alla luce la parte centrale del complesso antico. Pare che la Villa del Tellaro, distrutta da un incendio, avesse una superficie di 5.000 metri quadrati. Qui siamo nella zona di Noto. Adesso di nuovo a Catania, dove c'è un giovane artista che ha fatto della sua disabilità, la sindrome Down, una splendida abilità, trasferendo su tela paesaggi, come dice lui, che colpiscono l'anima. Si chiama Dario Pinizzotto e i suoi quadri sono in mostra oggi e domani al Palazzo della Cultura. Eva Spampinato. Sono paesaggi che colpiscono l'anima e non sono semplici quadri, ma espressione di una disabilità che diventa splendida abilità. Lui è Dario Pinizzotto, ha 30 anni e ha la sindrome Down. Sin da quando era piccolo i genitori, con abnegazione e grande attenzione, lo hanno aiutato ad esprimere la sua attitudine verso la pittura, complice una maestra delle scuole medie che ha capito quanto Dario fosse preciso nel disegno, tanto poi da frequentare il liceo artistico Emilio Greco di Catania. Deve capire quali possono essere le sue tendenze che rimangono nascoste se uno non prova tante cose, fino a quando riesce a capire verso cosa è portato. Oggi i suoi quadri, una finestra sul suo mondo interiore, sono diventati una mostra aperta al pubblico oggi e domani al Palazzo della Cultura di Catania, curata dall'Associazione Italiana Persone Down, sezione catanese. A guardare i quadri di Dario ci si innamora.
entra dentro la natura e poi la fa emergere, perché quando guardi quei quadri, entri là dentro e per un momento ti senti veramente respirare, senti la forza che ha questo ragazzo, la dolcezza, la bontà, l'amore, tutte cose che noi abbiamo perso. L'associazione svolge un ruolo fondamentale per tutti questi ragazzi e per le loro famiglie, grazie ad attività volte al raggiungimento dell'autonomia. Permette loro di esprimersi in diversi ambiti artistici, di comunicare la loro essenza speciale, anche con la partecipazione a laboratori teatrali, pittorici, creativo-manipolativi. Al Palazzo della Cultura di Catania facciamo una breve pausa, alle 16:15, no, tra poco diciamo, il calcio con le ultime sul Palermo in campo nel pomeriggio a Marassi e poi Catania e Messina che giocheranno domani. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, oggi pomeriggio alle 16:15 in campo il Palermo a Marassi contro la Sampdoria. Corini si affiderà al tridente titolare per tornare alla vittoria. Marco Ullà. Il Palermo vuole ripartire da dove fino adesso ha costruito in gran parte la sua classifica, ovvero dalle trasferte. Alle 16:15 il rosanero di scena a Marassi contro la Sampdoria. Per il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo un'ultima spiaggia, o vince o rischia seriamente di essere esonerato. Il Palermo ha invece bisogno della vittoria, ma Corini tiene alta la guardia e sa bene che a Marassi oggi sarà dura. È una squadra che ha qualità, organizzazione, ha recuperato giocatori importanti perché comunque hai Vieira in mezzo al campo, ai Casami, ai Verre, ai Borini, Esposito o De Luca o Lagumina davanti, dunque una squadra che ha delle qualità, sicuramente stanno vivendo un momento non positivo, ma su questo ancora di più la nostra attenzione deve essere alta e elevata. Palermo che dovrebbe scendere in campo così con Piacelli tra i pali, Matteo, Lucioni, Ceccarone e Liundi in difesa. Poi a centrocampo Henderson, Gomez e Segle con Stulaz che inizialmente partirà dalla panchina. Poi in avanti tridente titolare formato da Insigne, Brunori e Di Francesco, Mancuso e Soleri in panchina pronti a subentrare. Nella Samp Pirlo per salvare la sua panchina si affiderà a Verre, Borini ed Esposito. Il Catania domani a Potenza cerca di confermare il risultato e progressi visti a Brindisi. Tabiani ritrova Rizzo e Deli. Marco Carli. Seconda trasferta consecutiva delle 3 in programma in campionato nel momento più duro della stagione che a Brindisi ha visto uno spiraglio, quello che il Catania vuole tenere aperto e allargare ulteriormente a Potenza nel match del Viviani di domenica alle 14. Contro ci sarà una squadra superiore rispetto ai pugliesi appena affrontati, ma che ha comunque un punto in meno dei rossazzurri in classifica. Una graduatoria che gli etnei, per stessa ammissione dei propri dirigenti, ritengono ovviamente lontana dagli obiettivi stagionali, anche se i 3 punti del Fanuzzi sono stati un piccolo toccasana. Servirà però andare oltre, andare avanti. I timidi segnali di maggiore personalità e compattezza devono essere l'inizio di un nuovo corso. Potenza, con Caturano e l'ex di Grazia, uomini più attesi, in questo rappresenterà l'ennesimo esame. Una prova a cui la squadra di Tabiani si è preparata restando in trasferta nel ritiro pugliese vicino a Bari. A rinforzare il centrocampo ci sarà anche Rizzo che torna a disposizione dopo essere stato fermato dalla società, disponibile anche Deli. Per il resto probabili staffette rispetto a mercoledì, pronti Rapisarda, Curado, Zanellato, con Bocic scalpitante. C'è poi Sarao che ha ritrovato il gol e si gioca il posto con Dubickas. Il Catania è concentrato, le parole di Grella al gruppo e alla stampa hanno fatto effetto. Ora serve continuare a risalire la china per ritrovare anche con entusiasmo il proprio pubblico mercoledì al Massimino per la Coppa Italia col Picerno. Ma intanto c'è la partita di domenica fra Potenza e Catania che sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte alle 13:30, più di 3 ore live con collegamenti dal Viviani, commenti in studio e alla fine le interviste ai protagonisti in campo. Partita complicata per il Messina, domani pomeriggio al Franco Scoglio contro il Benevento, giallorossi in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta di Taranto. Sergio Colosi. Serve l'imprevedibilità del Messina per dare concretezza ai sogni di rilancio dopo la prestazione di Taranto nel recupero infrasettimanale della terza giornata. Al Francoscoglio domani c'è il Benevento che per organico in questa Serie C non è secondo a nessuno e punta all'immediato ritorno in cadetteria senza passare dai play-off.
Per i giallorossi si apre il ciclo di novembre che prevede 3 incontri su 4 in casa, ma gli avversari sono di primissima fascia. Dopo i Sanniti, Latina, Foggia a domicilio e ancora al Francoscoglio l'attuale capolista Juve Stabia. L'obiettivo è non staccarsi ulteriormente dal centro classifica, evitando di farsi agganciare da chi dietro insegue. Modica, dopo il fallimentare esperimento della difesa a 3, torna all'usato sicuro 4-3-3 per i giallorossi e solito ballottaggio al centro tra Pacciardi e Ferrara per fare coppia con Manetta. Dubbi anche a centrocampo in attacco. Nel primo reparto favoriti Franco, Firenze e Frisenna, ma la concorrenza di Giunta e Scafetta è alta. In avanti con Plescia potrebbero essere riproposti Emmausso e Ragusa, più che per luce propria per i demeriti delle alternative Cavallo e Zunno, assenti gli infortunati Troina e Luciani. Il Benevento, dopo la sconfitta all'esordio contro la Turris, è in serie utile da 10 giornate, non prende gol da 3 e fuori casa da 5, numeri che bastano ad indicare il grado di difficoltà della gara del Messina. Sembra incredibile, ma con il caro bolli ci risiamo. Ecco, anche oggi qualche esempio di cosa ci aspetta per questo Natale fino all'Epifania. 553 euro con Ryanair sulla Torino-Palermo e poi 475 per la rotta Milano-Palermo. Milano-Catania 524, più o meno il doppio rispetto al prezzo medio dei biglietti per andare in Europa, che da Palermo a Londra, per esempio, in quei giorni costano 239 euro. Ed eccoci a Aero Italia, che secondo il governatore Schifani doveva servire, vi ricorderete, a impedire il presunto cartello al rialzo tra ITA e Ryanair, sul quale indaga peraltro ancora l'antitrust. Bene, Aero Italia aveva assicurato che non avrebbe superato i 150 euro sulla Fiumicino-Palermo e invece sotto Natale la tariffa media andata e ritorno sale a 365 euro, mentre sulla Milano-Catania siamo a 495 euro con bagaglio, sempre Aero Italia. Come dire, eccoci alle solite, c'è molta richiesta, gli aerei si riempiono, ITA e Ryanair tirano sulle tariffe, evviva, facciamolo anche noi. E il decreto del governo per cambiare i biglietti da e per la Sicilia? Chi si ricorda più? Acqua passata. E il bonus sconto per i siciliani promesso al presidente Schifani da Ryanair? Chissà, vedremo. Forse ci sarà un altro apposito decreto la settimana prossima. Inevitabile allora ancora un esposto all'antitrust del Codacons per sapere perché i cittadini che vogliono raggiungere la Sicilia durante le festività sono costretti a subire tariffe astronomiche e speriamo si abbia al più presto una risposta e un intervento riparativo, prima delle feste possibilmente, perché sapete come si dice, passate le feste. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.